Come si informa al mattino Luca Zaia, la sua rassegna stampa? Ma direi che è fondamentale attingere alle informazioni. Il quadro delle fonti è variegato, visto e considerato che siamo passati bruscamente da un mondo analogico a un mondo digitale, per cui c'è la parte analogica che è quella della carta stampata, dalla quale non possiamo prescindere, per poi alimentare tutta la giornata con tutto quello che è l'informazione digitale che viene dai diversi siti. Io ho vissuto la parte analogica nell'amministrazione, prima del pre-2010, che è stato un modo di amministrare. Oggi c'è un altro ancora, che è quello di aprire Instagram e quindi i messaggi Instagram piuttosto che in Facebook con Messenger o quello che è, e ti ritrovi il messaggio su TikTok di chi chiede informazioni rispetto a dei servizi, di chi si lamenta di alcuni servizi, e quindi direi che siamo ancora molto più performanti. La vera domanda da farsi è: fino a che punto riusciremo a seguire tutti? La reputation. Guarda che la reputation nei social media, nella comunicazione è fondamentale, perché se dice una cazzata dopo non riesce più a dire essere preso sul serio. E quindi la reputation ci ha portato a dire che questo percorso che abbiamo costruito in questi anni ci ha portato a dire che a un certo punto il Presidente della Regione dice nel 2018: io candido il Veneto alle Olimpiadi, tutti a ridere. L'importanza della stampa locale. Ma è strategica perché è identitaria, dà un senso di comunità, è un punto di riferimento per la comunità, la stampa locale, e direi che fa un servizio civico che è unico. Io non posso dimenticare quello che è stato fatto con il Covid, piuttosto che con le grandi tragedie, Vaia, la grande alluvione del 2010, l'acqua grande. Insomma, avere l'amministrazione senza la stampa locale significa andare più ad agio, nel senso che siamo molto più performanti, molto più vicini ai cittadini, ma soprattutto riusciamo a dialogare con velocità con i cittadini. Pensate solo al ruolo dell'informazione civica, della protezione civile, che passa attraverso la stampa locale. Veneto Pride vuol dire l'orgoglio veneto, quindi se i nostri ragazzini vincono la medaglia per il pattinaggio su rotelle a 15 anni, noi siamo i numeri uno perché siamo campioni italiani, dobbiamo essere in prima fila.